bambini della scuola primaria di Maucleuris, alla corale teresina Unfer che ha fortemente voluto la serata e alla corale di Pontebba. Protagonisti di questa serata dedicata a un compositore, a un poeta, un musicista, ad Arturo Zardini e al suo canto più celebre, Stellutis Alpinis. Un caloroso benvenuto al signor Sindaco Massimo Mentile, all'assessore Tiziano Di Ronco, al presidente del Circolo Culturale Giorgetto Unfer, Marta Muser. Un grazie particolare alla parrocchia Santa Gertrude di Timao per averci dato la possibilità di ospitare questa serata all'interno di questo edificio di culto, alla Presidente della Corale Duomo di Paluzza Paola Monai, un benvenuto caloroso al nipote di Arturo Zardini, il signor Rui Giuliano, e un caloroso benvenuto ai due protagonisti. Purtroppo uno di questi ci ha lasciati prima ancora di vedere la sua opera pubblicata, e parlo di Rocco Tedino e Mauro Unfer, che hanno dato alle stampe nell'aprile del 2014 il libro Stellutis Alpinis, nascita di una leggenda musicale. Una serata, dicevo, fortemente voluta dalla corale teresina Unfer nell'ambito degli appuntamenti che la corale ha dedicato a questo periodo del centenario della Grande Guerra, e quindi lascio la parola alla Presidente Sara Tavoschi per un saluto di benvenuto. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Dopo la collaborazione con gli alunni della scuola primaria di Timao Cleuris in occasione del centenario della scomparsa di Maria Plotzner-Menti nel febbraio del 2016, un'altra occasione si è presentata per proseguire questo sodalizio, il centenario della prima esecuzione della canzone simbolo della nostra terra, Stellutis Alpinis. E così è nata l'idea di dedicare una serata a questo famoso canto e al suo autore, Arturo Zardini. E non poteva essere cornice migliore che il Tempio Stadio, sia per le tante vittime, quasi 1800, del conflitto della Grande Guerra che ci ascoltano, sia perché in questo luogo sono raffigurati i passaggi più salienti della poesia, sui pannelli che Marino Sopracasa ha magicamente illustrato, che sono qui alla mia sinistra e che troppo spesso guardiamo proprio distrattamente. E dalla miniatura realizzata qui sulla mia destra, dalle monache benedettine di Santa Scolastica, donata alla corale e devotamente destinata da questa corale al Tempio Sacro nel 1970. Una data, quella del 14 aprile, nata per caso, ma che abbiamo scoperto successivamente essere l'anniversario della scomparsa di Rocco Tedino, a cui va il nostro apprezzamento per aver, assieme a Mauro Unfer, contribuito a lasciare una testimonianza scritta su quelle che possiamo definire vicende di Stellutis, che hanno portato alla composizione di questa leggenda musicale, come è stata definita nella loro pubblicazione. Un grazie sincero va a Arturo Zardini di Pontebba, che prontamente ha accettato il nostro invito, e a Rui Giuliano, nipote di Arturo Zardini, per la disponibilità a raccontarci della sua vita e dei suoi canti. Buon ascolto a tutti. Chi era Arturo Zardini? Lasciamo a questo punto il microfono agli alunni della scuola primaria di Timao Cleuris che lo presenteranno e vi leggeranno una breve biografia del maestro pompetano. Biografia del maestro poeta e musicista Arturo Zardini. A cura dei bambini della scuola primaria di Timao. Il futuro musicista nasce a Pontebba il 9 novembre 1869. Fin da piccolo dimostra una spiccata sensibilità musicale. Ancora ragazzo aiuta il padre nel mulino e undicenne emigra in Carinzia, dove resta alcuni anni, prima come apprendista, poi come mastro muratore.
Sono anni di sacrifici, segnati dalle rinunce e dalle amarezze, ma il giovane Arturo non si arrende e dedica i momenti liberi del lavoro allo studio della musica. Rientra a Pontebba nel 1887 e si arruola nel Regio Esercito, dove entra nella banda del 36esimo Reggimento di Fanteria di stanza a Modena. Diventa in breve tempo primo cornettista della banda militare e frequenta un corso quadriennale di armonia e un corso di perfezionamento presso il liceo musicale Rossini di Pesaro, dove ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di banda. Nel 1901 ottiene un diploma di primo grado con medaglia d'argento per una sonata di soli archi. Nel 1902, lasciata la vita militare con l'incarico valente al nostro maresciallo maggiore, ritorna nella nativa Pontebba e nell'anno successivo inizia a lavorare al comune. L'8 febbraio 1903 sposa Maria Massindei. Rimasto vedovo nel 1908 si sposa con Elisabetta Boinuzzi. Dall'unione nascono 5 figli. Nel maggio 1915, quando i pontebani dovettero lasciare le loro cose, padroneggiati dall'artiglieria austriaca, per iniziare il doloroso esole attraverso la penisola. Zardini si rifugia prima a Moggiolinese, poi, in seguito alla ritirata di Caporetto, a Firenze, seguendo praticamente il comune di Pontebba, ove continuò a svolgere il suo incarico di avvocato. Ed è a Firenze che nel 1917 Zardini compone Spelunzi Salvini. Rimpatriato nel 1919 si ritrova tra i suoi coristi superstiti. Dedica gli ultimi anni ad organizzare e istruire con rinnovata passione la società corale pontebana, riscuotendo successi nei più noti centri della provincia e della regione. Il 5 febbraio 1922 è nominato cavaliere della Corona d'Italia. Muore a Udine il 4 gennaio 1923 e viene sepolto con i massimi onori a Pontebba e Serena. La serata sarà a 2 voci, infatti invito ad aggiungermi il signor Giuliano Rui, perché sarà lui adesso ad introdurre la corale Zardini di Pontebba e nel corso della serata anche presentare i vari brani che verranno eseguiti. Buonasera. Niente, con una presentazione così bella e così precisa, vi posso assicurare, della biografia di mio nonno avrebbe un poco da dire. Comunque i bravini sono stati bravissimi. Presento adesso, la prima cosa che faccio è presento il nostro coro che nasce nel 1902 con tanto di statuto, se non è in Italia ma in Friuli sicuramente il primo coro ufficiale che nasce veramente legalmente con tutti i crismi, tant'è vero che poi ho delle lettere di vari cori da Pordenone, per esempio, mi chiedono come devono fare, chiedono il mio nome. Quindi questo è il primo coro, il più vecchio ufficialmente esistente a Friuli, mi risulta almeno coro popolare, cori classici. E niente, adesso non voglio dilungarmi oltre, ve lo faccio sentire, però prima vi dico ancora una cosa: il primo canto che eseguiranno sarà il saluto. Praticamente si tratta di un brano composto ed eseguito poi il 5 dicembre del 1920 in riva Bartolini
alla Ioppia attuale, si rivela la biblioteca insomma, di Udine, ed è il canto che Zardini adotterà da quel momento in poi in tutte le sue uscite fuori di Pontebba e porta il saluto del paese di Pontebba e di Pontebani. A voi il coro di Pontebba. Adesso passiamo al secondo brano, che si chiama Guine Sere Chiese Scure ed è praticamente musica di Zardini, parole, scusate il cappello ma ho un po' di problemi, e diciamo parole di Bindo Chiullo, un poeta friulano del secolo scorso, ecco. E cosa dice questa canzone? Questa canzone qua parla descrive il Friuli antico, il vecchio Friuli, e in particolar modo lui si riferisce a una casa scura e gli ricorda che lì abitava, c'era e c'è ancora la sua ex amata, amorosa, chiamalo come vuoi, e quindi è leggermente sul malinconico, ricorda questo evento descrivendo il posto dove andava a morosare. Chiase scure in mezzo ai tram, e Dio spenti in te Friuli, che l'illuminì là. Batti in nuti, batti in dodi, il burlassi in groppe in giri, no aggavi, per campagne, quante ore a fare l'amore e guardare in campagne e rosare salviano. Buone sere,
cosa viene? Se viene il Cianta Gurisse, questo, le parole sono del Francesco Bierti, un amico di mio nonno, che poi era un grande appassionato poeta anche lui dell'epoca. Praticamente questo aveva un grande amore sia per il Friuli che per l'Italia, e difatti nelle sue composizioni, proprio tipo il Cianta Gurisse e il Furlano, che è suo come testo, esprime tutto questo sentimento genuino di questo amore che ha verso la patria e verso il Friuli. Questa adesso, che ancora in Pontebba, chiude momentaneamente il repertorio di Pontebba. Come si chiama questa vilotta? La Roseana. Questa è stata una delle vilotte abbastanza bissate nel corso della storia, specialmente appunto parlo di quando era vivo Zardini. Che cosa appare questa vilotta? Praticamente qua cosa succede? Nel 18, mentre era proprio a Firenze, su richiesta del suo amico resiano, anche lui profugo evidentemente, Antonio di Leonardo detto Voglic, no? Di Oseacco, chiede, questo amico gli chiede: fammi una canzone, una vilotta anche, mi piacerebbe per mia nipote. Una nipote che era bionda, piccoletta, no? Tracagnotta quasi, però insomma era due belle spalle, dice c'erano due bensì. Ecco, questa è e da lì appunto lui l'ha fatta, ha contattato l'amico ed ha avuto abbastanza successo anche in seguito. A voi la Roseane. Tante piene, frutte bionde, sane fatte bene, una cotule, cultute, peli stali su piense, con rispiettito in la mani, domandi la che sta, e mi disore torna, anche io sono subina, dalla luce la stabilità.
me è un vero piacere essere qua appunto stasera anche per sentire il vostro coro, ho sentito già nominare, solo non ho avuto l'occasione ancora di sentirlo e sono contento di essere qua, ripeto. La canzone che inizia il loro repertorio, Teresina Unfe, è Vinci di Tuba, scritta dal grande amico Carletti, veramente un amico di mio nonno, che ha dato una mano anche quando è morto, mia nonna, in tutte le difficoltà burocratiche, eccetera, eccetera, non so. E questo amico, cosa ha scritto? Carletti ha scritto più di qualche ridotta sua, però una delle più belle, forse anche qualcuno dice che sia bella come Stellutis, è proprio Vinci di Tuba. Cosa dice? Si riferisce al giorno in cui gli udinesi, quindi i friulani, in massa sono scappati da Udine, dal Friuli, chi ci è riuscito, per passare il Piave e mettersi in salvo dall'arrivo dei tedeschi. Quel giorno lì mi pare che avessero fatto saltare i ponti italiani in Cividale per rallentare l'avanzata. Ed è molto bella, molto suggestiva. Diciamo, adesso ce la sentiamo bene dal coro del Signore. Prego. Adesso la prossima che sentiamo è De Migrante. Personalmente mi piace moltissimo di questa perché è molto struggente. Come egregiamente detto dai bambini, noi hanno spiegato che lui è andato De Migrante a 15 anni. Per passare sul ponte c'era la dogana, per passare la dogana cosa ha fatto? Si è sporcato la faccia di carbone e si è infilato dentro a una moltitudine di operai friulani ed è riuscito a passare. Poi ha preso, mi diceva mia madre, è andato su a piedi, non so, lungo la ferrovia perché costava. E poi si è mancato dentro in Carizia. Penso all'Istiria perché da lì penso all'ispirazione, perlomeno sapere Istiria era vicino perché la Staia è poi da Corsenza, no? Ecco, questo è il breve quindi il sentimento di questa persona che accomuna tutti, da noi, dalle nostre parti, qua in Cavia, comunque,
il sentimento di questo uomo che prende e deve abbandonare ed è costretto, è il cuore che mi piace, lo sentiamo adesso dal loro. Adesso tocca a Agnoldo Avril. Zardini si è ispirato spesso a questo poeta, cioè a Pietro Zorutti, un poeta vissuto, diciamo, gran parte morto nel 1800, deve essere andato a fine del 700. Comunque lo amava molto, difatti ha composto, ha musicato due altre sue poesie, tipo C'è mattine e Donde viole. Poi c'è l'Agnoldo Avril, cosa dice? L'Agnoldo Avril è un inno alla primavera, diciamo, il Zardini ha fatto anche le primavere e ha fatto molte scomposizioni a riferimento a questa stagione che porta finalmente di nuovo la vita dopo il periodo invernale, il buio, eccetera, eccetera, comincia di nuovo la vita. Ecco l'Agnoldo Avril. Dove
prossima, tra l'altro, chiude momentaneamente, anche per il coro Teresina il programma dei canti. È una canzone, una vilotta che io sono già emozionato adesso, perché dico la verità, non l'ho mai sentito, è inedita. L'ho scoperta per caso neanche nel 2016 in una mostra, l'ho fotografata, una cartolina, però so che il mio nome c'è scritto Arturo Zardini, l'editore e tutto. E questa qua non è riportata in alcun libro. Cito però, è giusto, il signor Sergio Piovesan, che ha radici carniche, deve averla a casa da qualche parte qua vicino, ed è uno del coro Marmolada di Venezia. Io avevo contatti con loro e gli ho passato tutte le inedite che avevo e quale questa. Quindi sono molto, è la prima volta in vita mia che la sento e penso, no, non solo io, anche voi, perché è un inedito. E non dico altro, sono molto ansioso. Allora si chiama, dimenticavo perché è giusto parlare della canzone, si chiama Birichine. Dalla mia ricerca, dai miei ragionamenti, siccome io l'ho vista in una cartolina e c'era scritto su editore Morgante. Parlando con un musicologo, questo mi ha detto, ma dice, Morgante è morto nel 1909. I bambini correttamente hanno detto che mio nonno era sposato con un'altra, io sono discendente chiaramente della seconda moglie. La prima moglie ha avuto una figlia, si chiamava Angelina Eva, è vissuta un anno, perché all'epoca era facile, poi ne ha avuto un'altra Angelina, mio nonno con mia nonna, è durata 2 anni e morivano così, non solo a casa nostra. E diciamo, questa qua, essendo morto l'editore nel 1909, è sicuramente anteriore, e sicuramente per me è del 1903. Io l'ho già datata ed è riferita a questa bambina, a questa mia zia, chiamiamola così, va bene? Bene, a voi birichine per il coro di Spero che comunque anche che verrà cantata ancora in futuro da altri cori, anche perché il nostro comunque è una delle tante, però mi piace, veramente bravi. Non so altro, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto adesso, grazie anche per quello che avete fatto.
Grazie anche alla corale teresina Unfer. E come già detto prima, tutto questo edificio di culto parla di Stellutis Alpinis. Ci sono i dipinti del maestro Marino Sopracasa che illustrano le quartine di cui è composto il canto Stellutis Alpinis. C'è la lastra bronzea con le quartine postume, c'è la miniatura delle monache benedettine e a questo punto, signor Giuliano, penso sia arrivato anche il momento di parlare del libro Stellutis Alpinis, nascita di una leggenda musicale. Libro, come abbiamo detto, scritto a 4 mani da Rocco Tedino, da Mauro Unfer. È uscita nel 2014, Rocco purtroppo non l'ha vista. Nel 2017, sempre a cura del Circolo Culturale Giorgetto Unfer, è stata curata la seconda edizione e mi diceva il presidente Marta Muser che anche il ricavato dalla vendita e dalle offerte che verranno raccolte da questo libro verranno devolute, come già fatto per un altro libro di Rocco, la pietà legata, verrà devoluto al centro Don Elio di Caneva. Quindi lascio la parola a lei. Benissimo, allora siamo arrivati al momento più emozionante della serata. La presentazione del libro Stellutis Alpinis, storia della leggenda musicale. Per non accavalarsi, per non ripetersi di quanto so cosa voglio dire e immagino cosa voglio dire, anche chi invito adesso, invito appunto subito il Mauro Unfer, diciamo l'amico Mauro Unfer, a dire 2 parole lui sul libro. Poi dopo chiaramente io riprendo il discorso, però ci tengo perché è anche lui un autore ed è giusto. Io ho dovuto scrivermi 2 cose per paura di dimenticare chi devo ringraziare. E innanzitutto buonasera, vorrei ringraziare prima di tutto gli organizzatori della serata per vari motivi. Il primo senz'altro per la scelta della data, che poi con la Presidente che si è verificata casualmente. Come già detto, il 14 aprile del 2014 Rocco ci ha lasciato. Ma voglio anche ringraziarli per aver scelto questo luogo, il luogo della presentazione. Qui Rocco era sposato. Qui Rocco ha fatto il custode per parecchi anni, aveva fatto il cicerone sempre con la sua competenza per parecchi anni. Qui a Rocco abbiamo dato purtroppo anche l'ultimo saluto. Vorrei ringraziare gli organizzatori di questa serata anche per un'altra cosa, per aver coinvolto gli alunni della scuola nella presentazione della manifestazione. Questo è il giusto coinvolgimento delle nuove generazioni per condividere e coltivare ideali che purtroppo vanno scomparendo. E direi che dobbiamo anche dire 2 parole sulle gare fra Timanà e Pontebba, o meglio fra Zardini e il Tempio Sacro. Sarò abbastanza breve. Ci sono voluti 100 anni per incontrare questi 2 paesi. Ma cosa è successo? Nel 1920 il colonnello Vincenzo Palladini ricevette l'incarico di sistemare il cimitero di guerra di Timau. Dai vari cimiteri dislocati sui monti della nostra zona
i resti dei caduti e sistemati nel nuovo cimitero di guerra, che sarebbe l'attuale cimitero di Timau Cleuris. Paladini conosceva Stellutis Alpinis come poesia e volle far incidere questi versi su una lapide da mettere all'interno del cimitero. Chiaramente deve chiedere il permesso all'autore. Allora scrive Azzardini, estrapolo le 4 righe. Illustre signore, essendomi caduto sott'occhio la sua bellissima poesia Stellutis Alpinis, avrei pensato di farla incidere su una lapide per adornare uno dei nostri cimiteri di guerra in Caria. Ma a ciò manca nelle gravi di strofe, così piene di sentimento, un accenno alla patria, che le farebbe più appropriate alla tomba dei soldati morti per essa. È argomento soverchio il mio, senza che abbia nemmeno loro l'onore di conoscerla di persona, di pregarla a voler mutare quanto basti perché corrispondano allo scopo. Praticamente Paladini chiede a Zardini di aggiungere 2 strofe, se non sbaglio. E da qui nasce una storia controversa che si protrarrà per tanti anni, però per sapere questa storia dovrete leggere il libro, che penso non solo Maestra Bella si viene distribuito oggi, il libro che verrà distribuito. Ecco, io devo solo fare ancora dei ringraziamenti che hanno aiutato Rocco e il sottoscritto. Un grazie a Cornelio Sandro Matic, a Stefano Menchel, a Velde Blossner, a Corrado Venturini, che ha scritto la prefazione del libro e non ha potuto essere presente oggi, a Peppino Matic per la traduzione in timavese, a Francesca Cattarini per la traduzione in tedesco, a Luciana Pozzotta per la tipografia tortonese per aver curato l'impaginazione e infine a Giuliano Rui per la puntuale collaborazione e le preziose informazioni sulla vita e le opere del suo illustre nonno Arturo Zardini. Grazie, scusate se mi sono perché non può venire Rocco, un rappresentante della fotografia, Kiber della signora. E appunto mi ho preso in contatti perché lui era riuscito, aveva recuperato il libro biografico che avevo scritto io su mio nonno e da lì mi ha chiesto alcune informazioni, poi avete sviscerato anche la questione del colonnello Paladino e delle stoffe apocryfe, eccetera. Però al di là di questo poi ci siamo rivisti a Timau in un'altra occasione per caso, anzi ho chiesto di lui è venuto. C'era una festa sull'agricoltura, sulle carte, non so d'estate, c'è qualcosa del genere, so che il figlio interveniva anche lui come tecnico e poi purtroppo ci siamo rivisti in ospedale, abbiamo
sapevo con chi avevo a che fare. Sapevo che era un artista, perché un artista della penna, perché difatti sono rimasto colpito già nel primo libro quando lui parla di Zardini e lo vede. Sì, sono cose che uno magari così pensa, ma non ci pensa, diciamo che lo vede in un'osteria, tra l'altro l'osteria Porcellino di Firenze, lo vede seduto davanti a una finestra, io me la immagino buia, perché come erano tutte le osterie una volta, finestre piccole, e lì con un taglio di vino, che cosa aveva, insomma un bicchiere di vino, e lì che pensa con malinconia alla sua Pontebba, ai suoi fiori. E cioè, lui descrive, me l'ha fatto vedere, Rocco me l'ha fatto vedere, che io non ci avevo mai pensato, effettivamente me l'ha fatto vedere. Questo è anche scritto nel libro successivo. Ha fatto una disquisizione, veramente uno studio sui problemi di Stellutis. Stellutis nasce da Firenze, sì, però diciamo che il fatto delle quartine a poco, due, in realtà non sono due, ce ne 4. Grazie a Dio le altre 2 non sono circolate perché sono un po' troppo strane rispetto. Cambia il soggetto, c'è chi parla latino, che si è entrato nelle Stellutis, no? È sottoterra. Dico che cambia il soggetto alla Stella Alpina che parla alla vedova e dice: guarda che se tu non mandavi un'imboscata, per esempio quello non c'entra niente. Diciamo, grazie a Dio per queste cose qua. Però cosa succede? Che quando sono state raggiunte quelle quartine qua, segrete, negli anni 50 muore Vialli e viene nella stampa, Casatino, qualche uno scrive che appunto Stellutis era stata scritta da Pieri, tanto per dire i danni che ha fatto quelle 2 quartine, cioè che sono belle, alla fine è finita lì, non c'entra, lui non c'entra, non c'entra con tutto questo rispetto a quello che Dio, da Dio. Era giusto chiarire. E Rocco questo non aveva interpretato, l'aveva capito, e difatti in questo libro si accenna a tutti i problemi che ha avuto Stellutis. Vi invito a leggerlo, è un bel libro, è scritto bene come scriveva bene Rocco. Più di così non so di altro di dirvi perché sono emozionato, è un ricordo di un amico che è tutto pensato. Non voglio fare altri complimenti, però li merita tutti di cuore. E invito ora i ragazzini della scuola primaria Timao Cleuris a presentare questo canto. Ne abbiamo parlato tanto durante la serata, è arrivato il momento di presentarlo. Una leggenda, il canto estremo dei bambini. Il brano più famoso da Arturo Zardini. Notizie tratte dal libro Stellutis Albini di Rocco Tenino e Mauro Unfer, a cura dei bambini della scuola primaria di Timao Cleuris. Siamo nell'anno 1917, da circa un triennio l'Europa e l'Italia sono incendiate da cupi bagliori di guerra. Tra l'ottobre e il novembre del 1917, a seguito del dilagare nella pianura friulana fino al Piave dell'esercito austro-ungarico, dopo il rovescio italiano di Caporetto, ben 223 amministrazioni comunali delle province di Belluno, Treviso, Udine e Venezia, scuole a Firenze si trovano ospitalità fino al novembre del 1918. I profughi sono quasi 40.000, tra coloro che sono stati costretti a strapparsi dalle proprie radici per rifugiarsi a Firenze e anche Arturo Zardini. Inventiamoci una scena ed immaginiamo che sia effettivamente avvenuta. Perché no, del resto? Zardini è seduto al capolino di una trattoria che nella stradina laterale occhieggia su quel miracolo di museo a cielo aperto, conosciuto in tutto il mondo col nome di Piazza della Signoria.
È immerso nella lettura di un giornale che riporta i tragici resoconti dei giorni dell'occupazione delle martoriate clave del suo amato lontano Friuli. I suoi occhi, come di infinita pena, ogni tanto si alzano a spiazzare sulla realtà che palpita attorno a lui. Si posano sugli straordinari giornali artistici che costruiscono la piazza, ma senza vederli, perché in quegli occhi stanno scorrendo immagini di orrore, di insopportabili strazi, incise sul sottofondo di un silenzioso urlo di ribellione. L'anima dell'uomo minaccia di uscire schiacciata dal peso di emozioni così forti, ma in aiuto dell'uomo prostrato è accorso il poeta e a costui una brezza leggera, discesa da quei monti lontani, ha sussurrato le prime parole di un'accorata preghiera che regala l'immortalità in palpiti di un amore semplice e struggente. Non occorre di più che il poeta si consegni fiduciosamente all'ispirazione che preme. Al primo verso seguono altri, le parole si allineano con magica simmetria. Una dolce melodia le sublima, rivestendole con le sue note solenni traboccanti di commossa malinconia. È nata Stelutis Albinis. La nuova canzone conquista in brevissimo tempo gli innamorati della bella musica e soprattutto i friulani, costretti ad abbandonare la loro terra per cercare scampo dalla guerra ai nuovi forestieri. Per loro Stelutis è l'espressione massima del rimpianto di patria lontana. È un inno al Friuli tanto caro e tanto amato. Nel 1921 l'Anna di Milano ringrazia Zandini e la Società Filologica Friulana per aver ottenuto il permesso di inserire Stelutis Albinis in canzoniere dell'associazione ha in animo di pubblicare molto prima, sicuramente. La riproduzione sarà eseguita in tutta cura ed esattezza che senza farlo alcune copie del canzoniere verrà inviata a suo tempo a connessa società. Gli Albini cantano Stelutis Albinis ogni qualvolta l'occasione sia propizia, in pace e di guerra. La circostanza è confermata dal rinvenimento di lettere spedite dal fronte greco-albanese o da quello russo, contenenti accenni in merito. La composizione più celebre degli Albini viene eseguita nel corso di cerimonie militari, nei concerti eseguiti dalle innumerevoli corali, nelle manifestazioni organizzate in ricordo dei caduti di tutti i conflitti bellici, nei riti religiosi, nei concorsi musicali. 4 anni dopo la sua nascita, la stupenda preghiera di Zardini viene incisa su una lapide in marmo, da collocare fra le sepolture nel cimitero di guerra di Timao. Nel 1929 Don Giovanni Bulfon indirizza una lettera al vicario generale di Udine per chiedere di poter cantare le prime 4 quartine di Stelutis Albinis del maestro Arturo Zardini. La risposta è concisa e possibilista. Non conosco questi versi, sarà bene che me li mandi, però se non c'è niente di sconveniente, favoriscono la pietà, io non avrei nulla in contrario. Riguardo alla musica è necessario che non sia uguale a quella delle vilotte friulane, ma imiti le canzoncine del mese mariano. E dei giorni nostri la notizia del maestro Pontevano e il suo immortale canto urbano segue di luce vivissima anche nel ricordo di persone che non vivono in Friuli. Il 27 e 28 ottobre 2008 infatti la sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale Alpini ha voluto celebrare la capitale dei profughi attraverso una cerimonia rievocativa dal significato titolo 1918-2008, tornare a Firenze dopo 90 anni. L'incontro, al quale hanno partecipato delegazioni alpine del centro, del sud e delle isole d'Italia, ha ricordato l'esodo che dopo il campamento portò migliaia di profughi provenienti dal Veneto e dal Friuli a rifugiarsi in varie parti d'Italia, fino alla fine della Grande Guerra. È bello scoprire che nel corso della festa
festa organizzata dal locale popolare romano, è stata inaugurata una labile intitolata ad Arturo Zardini ed è posta nel luogo in cui sorgeva la trattoria Porcellino.
Marcucci per il saluto. Abbiamo concluso con una grande emozione in una serata che è stata ricca e densa e carica di emozioni. Credo che sia un saluto di riconoscenza da parte dell'amministrazione nei confronti della Corale, che ha saputo coniugare assieme alla scuola, assieme al coro di Pontebba, un insieme di significati di cui questa sera con grande consapevolezza devo dire che dobbiamo ritornare alle nostre famiglie con questo carico di emozioni, perché è la consapevolezza che ci permetterà, e questa è una serata di quelle, di guardare al futuro con più ottimismo. Una serata di emozioni che parte dal centenario della Grande Guerra, al centenario degli Istituti Alpini, al rapporto che c'è a Zappini, al rapporto che c'è tra Pontebba e Timano, due comunità che sono accomunate 2 anni fa in occasione del centenario della morte di Maria Glotzner. Ricordo che la scuola primaria di Timao e Cleuris fu presente al Teatro Aiutanti d'Italia di Pontebba, e io c'ero, quindi a portare il saluto dell'amministrazione per quella rappresentazione teatrale. Oggi in qualche modo ritorniamo sempre nel centenario, 2 anni dopo, ad avere di nuovo questo rapporto, questo legame che la storia ci permette di unire, e credo che questo sia uno dei significati. Lutis Alpini rappresenta la canzone per principio, la poesia capace di essere messa in musica e di trasmettere quello che solo una canzone del genere riesce a trasmettere come emozioni, ma soprattutto come valori, principi e storia. Il Tempio Savio ne rappresenta la corretta e degna collocazione a livello canoro, a livello di poesia, a livello di parola, a livello di musica. La storia del libro. Il libro Lutis Alpinis è un libro che non solo rende merito a una poesia, a una canzone, rende merito al lavoro di 2 persone che hanno dedicato alla comunità il loro tempo per ricordare che la cultura deve essere il motore che ci porta avanti nel tempo. Mauro Unfer è inutile non dirlo. Ogni tanto quando ne parliamo io e lui ha sempre quel basso profilo nei lavori che fa, ma da Disciboga a Piafran in avanti è stato un elemento, e la Zogheaz prima, è stato un elemento fondamentale per non disperdere quel patrimonio culturale e storico di cui la nostra comunità ne ha in dote e non può disperdere come eredità. E quindi va per questo ringraziato per questo grande lavoro. Su Rocco, permettetemi, scusate l'emozione, ma permettetemi 2 parole. Era una persona che io frequentavo tutti i giorni, aveva un elemento distintivo che era questa passione per la storia, per Timao, per la cultura. Ne ha fatto della cultura il suo elemento distintivo. A volte sembrava più un timavese di Cervinara che un abitante di Cervinara venuto a abitare a Timao, perché era talmente curioso della storia di Timao che ci permetteva di essere a noi consapevoli di quanto la storia non la conoscesse. E la sua disponibilità a mettere la sua capacità artistica nell'utilizzare la penna dalle cose più semplici, quindi da una dedica fatta a persona in occasione di un qualche avvenimento, ad un libro dove lui metteva a disposizione della comunità le sue grandi capacità e la sua passione per la cultura, credo rimanga il segnale distintivo e indelebile di questo grande lavoro che lui ha dedicato alla comunità. Per questo stasera ricordiamo e ringraziamo Rocco che non c'è più, però mi sento davvero col cuore di ringraziare tutti coloro che danno alla comunità questa grande passione, perché solamente in questa maniera riusciremo a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie di cuore a tutti. Adesso c'è una sorpresa per voi, aspettate con calma, adesso arriva
musica un piccolo omaggio a tutti i bimbi presenti. Grazie, ma adesso lo tenete lì perché poi la serata non è ancora finita. C'è anche un pensiero che la scuola vuole offrire al signor Rui Giuliano e alla presidente del coro di Pontella. Ecco qua il signor Rui Giuliano. E un lavoro semplice della scuola, dei ragazzi sono qua, dei ragazzi che hanno raccontato a modo loro il canto stemmatizzato. Io volevo iniziare come cosa di questa magnifica presenza che abbiamo avuto qui a Timao, in particolare questa emozione che ci hanno regalato i bambini, e per noi è stata veramente una piacevolissima sorpresa. E quindi è con grande emozione che vi voglio lasciare nella scuola un quadretto che racconta la nostra filosofia di famosa Felice Sant'Inizio. Quindi voi la vostra scuola. Con cui ho lavorato piacevolmente per organizzare questa bellissima serata, anche a lei voglio ricordare questa serata appunto con la nostra famosa canzone Stella di Salvini. Ringrazio anche l'amico Rui Giuliano che ci ha presentato e che ha collaborato alla riuscita di questa presentazione. Grazie a tutti. La signora Paola. A ricordo della serata, Paola, e a ricordo di quello che ci ha lasciato il marito. Piccolo ricordo della serata. Signor Giuliano, un pensiero anche per lei. Io non sono molto abituato a presentare serate, forse la prima serata, però quello che voglio dire, mi scuso eventualmente se ho dimenticato qualcuno. Comunque è chiaro che il ringraziamento tutto va all'organizzazione, ai cori, e quindi torno a dire grazie e sono curioso.
Abbiamo ringraziato tutti, abbiamo ringraziato i bambini, abbiamo ringraziato Mauro, abbiamo ringraziato il cori, abbiamo ringraziato le maestre, perché hanno fatto un lavoro veramente eccezionale. La coordinatrice alla Presidente del Coro Zardini. Prima di lasciarci io ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che hanno reso possibile la serata, quelli che ci hanno creduto questa serata, la Corale Teresina Unfer in primis, la Corale Coro Zardini di Pontebba. Ringrazio per la sua presenza il nipote di Zardini e Lui Giuliano, ringrazio Mauro Rocco per questo splendido lavoro, il signor Sindaco che è sempre attento e ci ha riservato parole veramente di incoraggiamento a continuare su quello che stiamo facendo. Ringrazio per la sua presenza anche la Presidente del Consiglio d'Istituto, la signora Daniela Di Conto. Ringrazio le maestre della scuola primaria di Timao Cleuris che hanno creduto questa iniziativa, che stasera hanno potuto essere presenti. Ringrazio i bambini perché insomma siete stati bravi e poi avete fatto un po' di confusione con i portato i bambini fuori dall'orario scolastico, a Titte che è sempre presente a documentare serate come questa, a Laura che con le sue fotografie tiene traccia e documenta quanto abbiamo fatto. E prima di lasciarci però un'altra esecuzione congiunta, scuola, nuove generazioni come si diceva, e corali, dedicata questa a quanti assieme a noi, a quei 1800 presenti assieme a noi stasera. E con questo vi saluto e vi ringrazio ancora per la